In 3 minuti la nazione siciliana, notiziario del 21 maggio 2025. Continuano le critiche di Fratelli d'Italia a Forza Italia. Forza Italia finge che nel voto sui liberi consorzi non sia successo nulla di grave, ma in Fratelli d'Italia, dopo quella netta del commissario regionale Sbardella, continuano le critiche. Sul quotidiano La Sicilia di oggi, in una lunga e interessante intervista, l'eurodeputato Ruggero Razza ribadisce che è grave se il partito del presidente non garantisce l'unità della coalizione e se si allea con il PD come ad Agrigento o a Trapani è una ferita aperta. PD, la tragedia si trasforma in farsa. La situazione è grave ma non è seria nel Partito Democratico in Sicilia. Forse solo così si possono commentare gli ultimi eventi relativi ai ricorsi delle opposizioni al segretario regionale uscente Anthony Barbagallo. La Commissione regionale di garanzia alla quale erano stati presentati i ricorsi si è dichiarata incompetente in favore di Nico Stumpo, commissario ad acta per il Congresso, che ha già più volte preso posizione a favore di Barbagallo. Il siciliano è una lingua con i suoi dialetti. I deputati regionali di Grande Sicilia hanno presentato un disegno di legge per il riconoscimento e la tutela della lingua siciliana come lingua co-ufficiale della Sicilia, allo stesso modo ad esempio del friulano o del sardo. Alcuni docenti universitari contestano la proposta con la sciocca motivazione che ciò mortificherebbe la varietà dialettale siciliana, come se questo non valesse per tutti i dialetti del mondo al cospetto delle loro lingue di riferimento. Madre aggredisce maestra. In una scuola di Palermo una madre ha violentemente aggredito una maestra e 2 collaboratori scolastici, procurando loro rispettivamente 3, 6 e 7 giorni di prognosi. La motivazione è ancora più triste: un bimbo aveva spinto un compagnetto disabile ed era stato rimproverato, ma il rimprovero non è andato giù ai genitori, che hanno ritenuto di infliggere una punizione alla maestra e alla scuola. Occorre una risposta durissima delle istituzioni. L'omicidio di Aldo Naro sarebbe solo preterintenzionale? Ricordate la vicenda di Aldo Naro, il giovane medico di San Cataldo ucciso 10 anni fa nella discoteca Goa dello Zen a Palermo? 3 anni fa, dopo una nuova autopsia, il GUP aveva rinviato a giudizio con l'accusa di omicidio volontario in concorso 3 buttafuori della discoteca dello Zen. Ieri, nel corso del processo, il PM ha proposto 2 assoluzioni e una sola condanna a 10 anni, non più purtroppo per omicidio volontario, ma solo preterintenzionale. Minori violenti e criminali arrestati. Ieri a Palermo la polizia ha arrestato 3 ragazzini, rispettivamente di 14, 15 e 16 anni, responsabili di rapina pluriaggravata, furto pluriaggravato e tentativo di estorsione con il metodo del cavallo di ritorno. Un quadro allarmante che rivela una precocità e una violenza nelle condotte criminali sempre più preoccupanti, accompagnate da un'insopportabile percezione di assoluta impunità e mancanza di seri controlli sul territorio. Oggi è tutto per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana. Leggi tutti gli articoli sul nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.